Sabato scorso 15 marzo nel santuario dell'Addolorata di Agrigento, subito dopo la celebrazione eucaristica con il dolore di Maria Addolorata in onore dei sette sabati, si è tenuto un momento particolare organizzato dalla locale Arciconfraternita. Diversi confrati che si sono distinti con iniziative e volontariato sono stati insigniti con una speciale pergamena. Durante la celebrazione eucaristica, animata anche dal coro Pietro Fusetti del maestro Giuseppe Pumo, tre confrati sono stati insigniti per i 50 anni di iscrizione all'Arciconfraternita. Al nostro microfono il presidente della congregazione della Dolorata Alfonso Cutaia e il rettore Don Lilla Argento che preannuncia l'arrivo nel santuario di una reliquia di Gesù appartenente all'originale corona di spine deposta sul capo nel giorno del martirio. Sì, continuano gli appuntamenti e gli eventi di ogni sabato, dei 7 sabati in onore dei 7 dolori di Maria, nei quali ogni sabato abbiamo un evento diverso. Oggi abbiamo voluto dare benemerenza ai confrati, alle consorelle che in qualche modo si sono spesi durante gli anni e hanno dato contributo al santuario e all'Arciconfraternita, dimostrando affetto e dimostrando vicinanza alla Madonna con devozione. E oggi appunto sono stati rilasciati degli attestati di benemeranza appunto per ringraziare, o meglio è la Madonna stesso che e non di certo io chi rappresenta l'amministrazione a voler riunire tutti qui presenti. 29 marzo, grande appuntamento nel santuario della Dolorata. Arriva una reliquia molto importante. Ce ne parla Don Lilla Argento, di che cosa si tratta? Per iniziativa dell'Arciconfraternita di Maria Santissima dei Sette Dolori, in questo mese di marzo, quando ci sarà il quinto sabato in onore della Madonna, che è il dolore in cui si ricorda la presenza e lo stare di Maria sotto la croce, arriverà qui al santuario della Dolorata una reliquia delle Sacre Spine. Questa reliquia si trova in una chiesa sciacca, la chiesa esattamente di San Michele Arcangelo, è messa in un reliquario, contiene una spina e qualche pezzetto di spina. E secondo quello che è la tradizione, che è comprovata da un'attestazione storica, ecco, sono state spine appartenenti a quella corona di spine, ecco, che fu messa sul capo di Gesù. Quindi vorremmo ricordare questo evento, fare questo evento, ecco, perché ovviamente la Madonna ha pure contemplato questa corona messa a capo di Gesù e avrà sofferto anche per questa situazione. E quindi alla venerazione dei fedeli proporremo questa reliquia e ci sarà un momento di preghiera e un momento in cui anche con il sacerdote incaricato, che è un sacerdote di Sciacca, già parroco di questa parrocchia San Michele Arcangelo, ecco, ci sarà la spiegazione di questa reliquia, che pare si trovi a Sciacca, come sembra attestato storicamente, dal 1380. Vogliamo ricordare a che ora... Dalle 4:30 in poi, ecco, fino alle 7:30 della sera ci saranno questi momenti con la celebrazione della Santa Messa inclusa alle ore 18. Quindi giorno 29 marzo, 29 marzo alle ore 16:30 arriverà questa reliquia qui al santuario della Dolorata.